Conferenza stampa stamani del Codacons di Agrigento, fatta dal responsabile provinciale enti locali Giuseppe Di Rosa, che ha avuto come oggetto contributi e compartecipazione alle spese per le iniziative di promozione turistica finanziate dall'imposta di soggiorno, non risulta capiente per la spesa preventivata. Quanto è costata l'estate agrigentina? Questo è quello che si chiede Di Rosa. Il distretto può gestire i soldi del comune, con quale compartecipazione? Diverse anche le analisi fatte circa alcune voci di spesa presi in esame da Giuseppe Di Rosa. Ci tengo a dire che non parlo assolutamente degli spettacoli, non parlo della tecnica dello spettacolo, non parlo se è venuto X cantante o Y. Io non sono un tecnico, onestamente devo dire che ad Agrigento che festa sia, purché sia festa. Io parlo da tecnico invece amministrativamente. Già lascia a pensare il fatto che il sindaco, presidente del distretto turistico, si autoconcede un finanziamento di 135.000 euro e lo concede a se stesso, seppure nel frattempo rivedono lo statuto e fanno firmare i bilanci al direttore generale, all'amministratore unico. Non è così, il presidente è il presidente. Questo desta già qualche problema. Perché desta qualche problema? Perché vi leggo immediatamente due righe della determina per la concessione di questo contributo al distretto, perché tutti dicono, tranne l'ex sindaco, tutti dicono che sia tutto in regola. Io da sempre dico che non è in regola, anche quando c'era l'ex sindaco. Si concede il contributo e una delle prerogative è che il comune accetta il progetto del distretto perché nel regolamento è precisato contributi e compartecipazione alle spese. Scusatemi, se ti do 135.000 euro e tu ne spendi 136, 135 e 300, qual è la compartecipazione del distretto nel progetto? Spiegatemi, io vorrei capire, il sindaco può finanziare 135.000 euro se tu presenti un progetto che è di 250.000, e allora sì che si chiama compartecipazione. Però se questo deve essere l'escamotage, dando i soldi a un distretto turistico, che ho voluto nel 2011, questo individuo ha votato la nascita nel 2012 la nascita del distretto, e ho fatto sì che rimanessimo all'interno del distretto quando qualcuno che oggi fa il presidente del teatro voleva chiudere l'attività col distretto e il teatro.